Siamo giunti alla sesta corsa dall'Arcoveggio, un confronto a reclamare sul miglio, 9, anzi 8 al via dopo il ritiro di Zalabarmen. Questo è lo schieramento: Zitrunas, Velasquez Lux, Uncle Nico, Bonita Cola, Zurra Tab, Beautiful Trio, in seconda linea Zaira dei Veltri e Borg Griff. Favori netti per Uncle Nico, Borg Griff l'alternativa principale. Numero 3, Uncle Nico, guidato da Cosimo Cangelosi. Macchina che comincia ad accelerare. Partiti, c'è l'errore di Velasquez Lux mentre si lancia in avanti Uncle Nico, attaccato da Azzurra Tab mentre serra sotto dalla seconda fila Zaira dei Veltri. Scusate, Zitrunas davanti a Zaira dei Veltri. E rimane invece all'esterno Azzurra Tab che insiste. 200 iniziali intanto in 14,6 con Uncle Nico leader, Borg Griff in penultima posizione. Precede Beautiful Trio, mentre il quarto iniziale se ne va intanto in 29,7 con Azzurra Tab che ora rinuncia, si porta direttamente al lato di Zitrunas che è in seconda posizione e precede Zaira dei Veltri, mentre c'è la mossa in terza ruota di Borg Griff, 600 intanto in 45,5 con Borg Griff che viene via in terza ruota. Viene via con decisione Alessandro Gocciadoro, viene su Azzurra Tab, la sopravanza, e si porta a diretto contatto di Uncle Nico che ha sempre in schiena Zitrunas, Zaira dei Veltri, Beautiful Trio. Completamento degli 800. In un minuto abbondante il chilometro se ne va invece in un 15,7 con leader sempre Uncle Nico all'esterno, Borg Griff alla corda, Zitrunas, poi Zaira dei Veltri che accenna per un attimo a spostare, Beautiful Trio, Borg Griff cerca di prendere sotto tiro Uncle Nico che si mantiene in vantaggio all'attacco della curva finale, insiste però Borg Griff, avvicina nuovamente l'avversario, Zitrunas e Zaira dei Veltri a contatto. Completamento della curva finale, ingresso in retta d'arrivo con Uncle Nico che si presenta in vantaggio, Borg Griff insiste all'esterno, l'attacco di Borg Griff, poi a centropista si unisce anche Zitrunas, passa Borg Griff nei metri conclusivi e riesce a mettere qualcosa davanti probabilmente a Uncle Nico, mentre al terzo non discosto è Zitrunas, 1.14,3, c'è una chiusa in 29,1 e dovrebbe avercela fatta Borg Griff, che riesce a pizzicare, riesce prima a coprire a 30 metri dal palo Uncle Nico per passare poi gradualmente e avvantaggiarsi di una testa abbondante sul traguardo, come mostrano le immagini del replay. Al terzo posto corre molto bene Zitrunas. Successo quindi per Alessandro Gocciadoro che raddoppia così la vittoria ottenuta in apertura di convegno con Damon Hill Treb. Borg Griff, Alessandro Gocciadoro in sulchi e al training, questa volta scuderia di Marsiglia.